Ma Alessio e Giovanni, chi è caduto? Ah, oh! Ci siamo fermati. Oh! Che figata! No! Che figata! Raga, che bello! Ma perché abbiamo questi posti e non li valorizziamo per la nostra passione? Parti di seconda? Parto in prima perché ho una forte sinistra. Ok. Voglio qualcuno che ci viene a dare il via! Pure di seconda si alza troppo! Sai cos'è? Se ce le invertiamo vinco io comunque perché io ho fatto cross e so partire forte col cross. Io no, si alza troppo! Devi partire, lo senti come parli? Ci gioco! Fammi resi parte di seconda! Ripati! È la partenza, Come parte? La sa partire meglio lui! Facciamo un corso su come si parte con la moto da cross, perché non è un MT-09, non è di due moto, bisogna giocare da... Parte meglio su. Sì. No, parte lui bene, cioè non è che quella gira di più, perché hai visto mo che è partito. Ma che sei partito con questa, fa paura. Più forte, ma soprattutto non solo la più forte di potenza massima, che secondo me ne ha poco di più. Perché È bassi. pancia originale, quindi Later that night. Bello! 2,50 sì. Ma martellate che tu non vedi, dai. Che ci vuoi fare? Sì, ci piace. Sì, no, c'ha Gitturi, non devi mettere fuori. Tanto tieni la testa, divertiti qua, abbiamo spazio per noi, stiamo qui. Ah, fanculo, ci riuscito. Ah! Non riesco a girare! The next day. Buongiorno! No, questo è omologato, è passato l'omologazione della polizia. L'altro giorno mi hanno fermato, mi hanno fatto i complimenti, gli è piaciuto. Ma fa un giro con la spiaggia. Ma Alessio vieni! Sta pure Alessio. Johnny! Madonna, mica andasato. Vabbè, lava. Ma la gang del bosco oggi, raga! Siamo portati un po' di scugnizi di licola, siamo anche con qualche genitore. Stiamo andando per le strade interne perché li stiamo portando sulla spiaggia e c'è una piccola pista di cross abbandonata. Madonna, quanto mi manca criminaleggiare con l'I-Z. Dove ci sta facendo imbucare? In una casa? No, parte l'off-road sgravato. Che bello, madonna mia, che vibe, quanto mi mancava!
Andiamo a scannare un po' sti Z. Ah, siamo risbucati per strada. Magic. Vabbè, questo è tutto dritto. Minchia qua. Eccolo lo sterrato. Che figata! Il fratellino ha portato l'MSX a fare off-road, lui e Giovanni. Ma non sono io! Ah, sono io! Perché il signore ci ha guardato male? Ah, forse per la polvere, ha ragione. Oh, che bella casetta in legno! L'unica cosa che sulla sabbia non riesco a leggere bene i salti, cioè nel senso non sono chiari, perché il colore è sempre lo stesso. Vabbè, ma sti cazzi, nel dubbio tenere aperto, questo è poco ma sicuro. Ma i ragazzi, ma loro con l'SH qua non ci scendono. No, si è infossato! Oh, 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 oh! Eccolo! Piano! Che figata! Chi è caduto? È caduto! Tutto a posto! Ti sei fatto male? Spingilo coi piedi! Eccolo il pazzo! Guarda come lo spinge! Lo porta su! Piano, dal fastidio. Oh, ma voglio andare sul duro! Che figata! A parte le cacchie di cavallo! Oh! Madonna, quanto mi sto divertendo! La sabbia è molto morbida, raga! È troppo morbida così! Ma dove sta la pista? Dirà è più belle? Ma io già così mi sono divertito già tantissimo. Mamma mia! Quando vedete i cavalli vi dovete fermare. Ci siamo fermati. Non facete dici ogni volta perché allora si spaventano. No, Qualcuno non se ne parte proprio, qualcuno si spaventa. Uno solo che si spaventa, magari erano tutti 10 persone. Non ti preoccupare, signore. Grazie. Però abbiamo girato molto prima, non abbiamo dato fastidio, cavallo. Anzi abbiamo... Cosa state guardando voi in telecamera? Lo so che avete guardato lì, lo so. Salvatore, io ti metterò. Ragazzi, scrivete tutti quanti nei commenti: Salvatore, ma che cosa guardi? Salvatore, ma che cosa guardi? Hashtag Salvatore cosa guardi? Venite, vi aspettiamo! Vale. È finita. Ma da qua si salta? Oh, le cacche, che schifo! Ah, che peccato, guarda là la spazzatura, che peccato. Ma scusami, vi ho una domanda. Ma se io qua mi buttassi così, qua è qua è rigido, vedi? Oh! Che figata! No, raga, che figata! È la cosa più bella che esiste. Madonna, che vibes, raga, ve lo giuro. Il mare è così, c'è anche la secca, mi butterei nell'acqua. Sta arrivando lui, aspetta. C'è la secca più avanti! Oh, il filo spinato, porco Giuda. Oh! Sono vecchio per fare questo sport. Oh! Ma c'è la secca, ci possiamo buttare in mare. Voglio una spiaggia è tutta libera. Che figata, raga!
Qua giù c'è la secca, io mi butto a mare. Andiamo con le moto in acqua, fratelli. Comunque qua giù, qua, se voi volete camminare con i mezzi con le ruote lisce sulla strada, cioè questo qua dove c'è l'erba, è percorribile, eh. Potete arrivare più avanti. Andiamo a vedere. È percorribile, se camminate di qua voglio è percorribilissima. Scusa, fratelli. Ma così se continui ad accelerare in fosso lo devi spostare a mano, è normale. Lo devi fare uscire a mano dal fosso e poi devi stare leggero, ti devi spostare veloce. Puoi venire da me? Però voliamo, amo. Io ti mantengo. Cioè, sei coi piedi appesi. Li devi un coppa all'euro. Tanto è la moto che avanti si chiude. Va, quella dovresti stare. Ma non ti muovere tu. Non ti muovere, non fare forza sulle pedane. Ma perché ti ho fatto mettere io i piedi sulle pedane? Mi stai facendo capito il peso sulle pedane. Però vai, ci fa, è fattibile. Qua c'è un salto, Vabbè, prima era un salto, adesso non. Ah no, era questo, eccolo. Vabbè, ma pure non saltare. Stiamo andando piano, dai. Oh, ma hai visto che figata, fra? Che vibes. Oh, salvataggio di Valentino. Ma tu sei tu lo stronzo che mi. Hai ragione. Che pazzi con l'MSX. Io qua voglio saltare. No, insieme no, sei pazzo, ci spezziamo nella schiena. No, ma siamo qua. Ma siamo arrivati. Fratelli, guarda, c'è la secca, è proprio bassa l'acqua, Fatelo. Siete pronti a una figata assurda? Va. Oh, bello il suo KTM. Come fanno senza visire secondo te? Non lo so. No, così non si può venire. È illegale. È l'RX. Penso di sì. Moments later. Da posto? Problemi. Leclerc. Problemi per Charles Leclerc. Che figata! Stava buttata sotto! Lei è proprio morbida, è morbida! O dai gas, cioè! Wow, che figata! Fatto il giallo. Quanto mi sto divertendo. Ma me lo vedi? Che me lo faccio pure meglio, non sono barano.
sono caduto. Hai visto come stai girando, vero? Sgomma, sgomma. Sì, no, ma torniamocene. Vai, torniamo, faccio un po' di accelerate e ce ne torniamo. Ah? Vuoi fare un giro? Tu fai un circa cop, tu cadi. Piano. Vai piano. Vedete Salvatore come cade sulla sabbia morbida? Vabbè, capite che devi accelerare. Oh, comunque non ti sente nemmeno il rumore, eh? Però vicino premette cose. Vabbè, sì. Non lo faccio da, caccia l'imbrattato, non lo faccio da. Ah, lasciamela a me. Ce ne andiamo? Sì, andiamo. Raga, che figata! È la cosa più bella che abbiamo mai fatto, anche più bella da andare sulle dune a Dubai. La sabbia è morbidissima. Girare davvero pro! Sali, Johnny, non ti muovere a cazzicane però! Cerca di non muoverti, che è davanti che spacchetta e deve fare grip. Cerca di non muoverti col corpo, la muovo io col corpo. La moto sai che mi fa muovere. Lo so che è la moto che ti fa muovere. Tu cerca di rimanere stabile. Se la moto ti fa fare qualcosa non è detto che lo devi fare. Sei tu che comandi la moto, non è la moto che comanda te. Impara questo e non cadrai più. Eccolo. Scendi. Ma si può arrivare, niente. Che figata. A me questo piace fare. Arrampicarmi, esplorare, capire dove posso andare, a che limite. No, raga, si affossa facile. Non voglio far casino perché c'è il cavallo là. Porco Giuda. Eccola la pista! È una figata! Oh! A boscerini, merda! Oh! No! Che figata! No, ma questo è un saltone qua! Raga, che bello! Ma perché abbiamo questi posti e non li valorizziamo per la nostra passione? Porca vacca! Oh! Voglio una figata! Che figata, guarda là! L'aereo, il tramonto! Ma queste vibes, raga! In penna, no! Non ti devi spendere adesso! Derapando Valentino, derapando! Oh! No, per scazzare Johnny! Vai Alessio! Qua non ci riesci a impennarla! Mi ha mandato a fare in culo? You fucking
Che figata raga, questa è stata veramente una figata. Ho scoperto un posto nuovo dove ci andrò, ci tornerò sicuramente tutti i pomeriggi adesso, perché è veramente una figata. Che figata i salti! Moments later. Ma Alessio e Giovanni! Ma non ti accende più. Mi faccio mettere una paura. Spegnaci il contatto 4 volte. Va, vedi tu, va. Io devo aspettare Giovanni e Alessio. Ma dove sta Giovanni e Alessio? Non mi dica che siete caduti. Che è successo? Ah, è caduto? Felli sei caduto? Mi sembra il meme, Vittorio sei caduto? Sei caduto? Vittorio sei caduto? Sei caduto? Sei caduto? Ah, boh, niente di grave, eh? Mi ha fatto preoccupare. La città è troppo tempo, è impossibile. La città poi che stanno banane. Ah, le mani? Sono tagliato adesso qua vicino. Porca vacca. Guarda, è tagliente, vedi? Ah. No, hai capito che si è rotto il cavalletto e non andava il sensore che si accendeva. Ah. E l'hai dovuto strappare mo? Sì. Un'altra pedana. Un'altra. Ha cambiato più pedane, ha fatto saltare più pedane lui che penso tutta la Honda insieme. Ah, quanto è criminale questo in seta, raga. Qua vieni saltando, cioè questa la fai saltando. C'è la caserma? Dobbiamo stare attenti quindi. Oh! Ma come Gio? C'è la caserma, hai detto! Guarda il signore come apprezza! Che tramonto! Si alza in ogni marcia, io mi dimentico in che marcia sono. Ah, meno male che sono chiusi. Oh, ho detto stavo uscendo, sembrava. Avrei messo la prima e sarei scappato via. Che belli questi tossi. Ti fanno impennare a chi da vecchio. Che belli saltini. Oh, di quinta. Che hai detto? Deve andare a Barcaturo. Ah, Varcaturo, non di qua. A destra. No, vieni a qua direttamente, che dice? Mannaggia puto, mannaggia, donna al volante, pericolo costante. Io non voglio essere sessista, ma è così. Cioè, quella ha fatto la curva proprio dell'altra corsia, se ci fosse stata una macchina. Mi sono consolato, mi sono consolato. Oh, Ale, guarda quanto tempo sto camminando. Ah, no, che stronzo, mi è scivolato il piede dal freno, porco dio. Lo stivale, fra. Guarda, mi si è consumato lo scotch. Mi è scivolato il piede dal freno, fra. Stavo provando a grattare. Ma stavi fermo, dai. Sì, sì. Guarda, Valentino. Ah, che l'ho grattato. Fra, devo cambiare gli stivali, fra. Guarda, non fanno più grip. Ma guarda, quella si è consumato proprio il pezzo dove frenavo. Guarda com'è, è plastica. Mi è scivolato il piede dal freno. Così, guarda, stavo frenando.
Stavo frenando un po' e si è tolto il piede. Che buffa, capito, fra?